valido e subito Martina Favaretto in moto velocissima in corsia 6 per la formazione del Coin. Dai Laura! Dai Laura! Questa Dai Laura! seconda Dai Laura! frazione risale all'interno la formazione dell'Atletica Vicentina. Scappi! Coin Vicentina con Beatrice Fiorese, Dai, grande Laura! funzione di Beatrice Fiorese in la terza, Scappini. Vai Bea! Troppo lungo! Vai Bea! E Fabrizia per Coin Fiorese e la Vicentina che sul finale si porta avanti e va a vincere. Attenzione al tempo, non si ferma il tempo, secondo me era al di sotto dei 47. Attendiamo l'ufficialità. Attendiamo l'ufficialità perché potrebbe scaturire un gran tempone da questa staffetta. 46,95, applausi per la formazione vicentina che scende al di sotto dei 47 secondi. Grande tempo della formazione dell'Atletica Vicentina con Zermigliano, Strati, Scappin e Fiorese. Ma c'è un'altra Vicentina, Ottavia Cestanaro, ultimo salto, forza tutti! Tra un po' ci smerdano la staffetta assoluta. Bandiera rossa, quindi conclude così la sua gara. La vincitrice ovviamente una ottima serie di salti, mancato l'acuto, ma siamo all'inizio di stagione, alla prima gara, dopo uscire sicuramente migliore risultato. 46,95 intanto tempo da battere nella 4% femminile e vediamo la composizione della seconda serie. Corsia 2, Liberta Samp, Alice Lorenzin, Maria Elena Agostini, Giorgia Mason ed Erika Beltrame. In 3, Atletica di Marca con Bianca Marcolin, Elena Marini, Irene Piazza ed Elena Venuti. Corsia 4, la formazione del Cus Padova con Martina Cazzaro, Sara Scaccabarozzi, Francesca Gomiero e Ilaria Bettin. In 5, Atletica Vicentina con Benedetta Vianello, Alessia Viggi, Livia Sormonta e Lisa Longarato. In 6, la formazione dell'Assindustria con Martina Schiavon, Ilaria Tessari, Virginia Morassuti e Anita Pezzolo. Qui ci sono solo due tempi di accredito, sono 51 e 57 dell'Atletica di Marca, 52 e 22 per la seconda formazione dell'Atletica Vicentina, ma io terrei un po' d'occhio la formazione del Cus Padova e quella dell'Assindustria. Le due formazioni padovane mi sembrano le due più agguerrite di questa seconda serie. Però mi segue veloce. Ma sono partiti 50 metri. No, ma anche lui è partito. Lui no, sì, no, capivo già da Mercoledì la gente era triste, perché tu vai per fuori perché date una mossa. corso vengo qua, ho fatto 60 metri, ho camminato un po' Ma abbiamo perché mi sono fermato? No, fermo, adesso farò la settimana prossima lunghi stretch, fisioterapia e basta, sabato. No, infatti, no, più che altro mi sembra più da fermarmi, di solito mi sono lo stesso e sfiga, senza anche scusa. Ma io guarda che l'altra volta, la settimana scorsa abbiamo fatto qualcosa di
Partita la seconda serie della 4% e l'avvio veloce ci sembra in corsia 6 della formazione della Sindustria Padova. Bene anche le ragazze dell'Atletica di Marca, la prima frazione, la Sindustria al comando. Atletica di Marca mi sembra in seconda posizione, Assindustria sempre al comando con Virginia Morassuti. E siamo all'ultima frazione, Anita Pezzolo per la Sindustria che porta alla vittoria la formazione in maglia gialla. Attenzione al tempo anche qua però, perché siamo su tempi, ottimo tempo anche qua, non si ferma purtroppo ancora, ma è sicuramente sotto i 48 secondi questo tempo. Dicevo che era una formazione molto agguerrita quella della Sindustria Padova. Ottavia Cestonaro, Anita Pezzolo e Chiara Pedrini alla premiazione del triplo. Anita Pezzolo con il fiatone deve andare alla premiazione. Si può sapere per cortesia, signori cronometristi, il tempo della vincitrice, della formazione vincitrice? 47-45, ancora un ottimo tempo in questa seconda serie della formazione della Sindustria Padova. Andiamo a vedere intanto la composizione della terza serie. In corsia 2 ancora una formazione dell'Atletica Vicentina con Federica Gaspari, Martina Pegoraro, Jessica Magro e Renata Ortolani, che non mi sembra male come formazione. Poi la formazione dell'Insieme New Food Verona con Camilla Bellini, Beatrice Corsini, Anna Schena e Alessia Piacenza, anche qui una buona formazione. Conegliano con Jasmine Surian, Eleonora Morao, Irene Vianna e Martina Lorenzetto. E Nuova Atletica San Giacomo, Banca della Marca con Elena Busetti, Martina Mazzuia, Anna Bonsembiante e Stefania Chizzari. Anche la Circa Conegliano presenta una formazione molto agguerrita con Surian, Morao, Vianna e Lorenzetto. Chiara Pedrini del New Food Verona è attesa alla premiazione del triplo. Sarà un po' sorpresa per la rapidità di questa premiazione, ma sono stati degli interventi divini. Mauro Ferraro, per cortesia, alla zona del cerimoniale. Parte intanto la terza serie della 4% femminile. Partita questa ultima serie che potrebbe fornire anche questa ulteriori interessanti riscontri cronometrici. La formazione della Circa Conegliano, come dicevo, una squadra molto agguerrita, mentre bene si sta comportando anche Atletica Insieme New Food Verona. Circa Conegliano insieme New Food Verona, Circa Conegliano al comando, ma New Food sta tentando di ritornare con Anna Schena. Circa Conegliano e New Food Verona, siamo all'ultima frazione. Circa Conegliano, New Food Verona, ed è Circa Conegliano, come da pronostico, che va a vincere. Attenzione al tempo anche qui, e non continua a non fermarsi, passano troppo veloci questi atleti. Vediamo se i cronometristi ci danno il tempo della formazione vincitrice. (48,30), ancora un buon riscontro cronometrico nella terza serie. Ora ce ne saranno 3 di serie per quanto riguarda
la 4% maschile, ma noi intanto andiamo alla premiazione del salto triplo donne, alla presenza del comandante del Corpo Forestale dello Stato della Regione Veneto, Daniele Zovi. Mi mancava il quarto e non che l'avevi. Al terzo posto, con la misura di 11,90 per la New Food Verona, Chiara Pedrini. Secondo posto con il nuovo personale a 12,28 per la Sindustria Sport Padova, Anita Pezzolo. Vince la gara con un'ottima serie, ma con un miglior salto a 13,12 per la Atletica Vicentina e lei della Forestale, Ottavia Cestonaro. Sa che gli atleti militari possono gareggiare per le società civili di origine. Ringraziamo il comandante Daniele Zovi per la sua disponibilità e andiamo a seguire, apprestiamoci a seguire le 3 serie della 4% maschile. Anche qui nella prima serie le formazioni più accreditate, ma come abbiamo visto nel settore femminile poi ci sono sempre delle possibili sorprese, anche perché alcune formazioni non hanno tempi di accredito. E andiamo a vedere la prima serie in corsia 1, Atletica Nevi con Matteo Polo, Andrea Gatti, Alessandro Cecchin e Alberto Baggio, accreditato di 44 e 58. Corsia 2 con una formazione molto quotata: Massimiliano Raboni, Giovanni Tomasicchio, Diego Zudar e Alessio Moscetti, 42,90 il tempo di accredito, ma abbondantemente migliorabile credo con questa formazione. Corsia 3, Atletica Vicentina con Simone Tarantino, Gianluca Basso, Michele Rancan e Marco Boschetto, 43,29 il tempo di accredito. Corsia 4, Treviso Atletica con Mattia Enrici Maurizi, Leonardo Visentin, Giacomo Fiorindo e Nicola Biasuzzi, 44,68 di accredito. In 5, Valpolicella Lupa Totina con Stefano Caregari, Nicolas D'Ademo, Giulio Bortoli e Lorenzo Besentini, 45,65 il tempo di accredito. In corsia 6, la formazione dell'Atletica Vicentina con Giulio Bonotto, Harold Baruecos, Francesco Tarussio e Nicolò Ceola, accreditata di 43,08, credo migliorabile con questa formazione. Parte la prima serie della 4% uomini. Via veloce in sesta corsia dell'Atletica Vicentina. Atletica Vicentina Biotecna Marcon che sta rinvenendo in corsia 2 con Tomasicchio. Vicentina e Biotecna Marcon si stanno fronteggiando per la vittoria in questa prima serie. Atletica Vicentina e Biotecna Marcon praticamente sullo stesso piano, entrano insieme sul rettilineo finale. Biotecna Marcon che avanza, Biotecna Marcon davanti all'Atletica Vicentina, attenzione al tempo, Biotecna Marcon 41,34, nuovo migliore risultato della formazione della Biotecna Marcon, 41,34, e potrebbe anche nel proseguo essere migliorato da questa formazione. e 32, 42,12 per l'Atletica Vicentina che, come avevo prospettato, ha migliorato sensibilmente il tempo con il quale era stata iscritta. E andiamo alla presentazione della seconda serie.
Se possono venire rapidamente alla premiazione Luca Solone e Alessio Morini, procederemo immediatamente alla premiazione dei 3000 siepi. Seconda serie con Anna Atletica Feltre in corsia 1, Ivan Ferrighetto, Stefano Maniscalchi, Michele Vello e Marco Zandomenichi. Corsia 2, Dolomiti Belluno, Marco Rossetto, Maurizio Piazza, Andrea Chiusaroli e Filippo Olivotto. In 3, Assindustria Padova, Tiziano Cecchetti, Leonardo Cecchetti, Mattia Beretta e Michele Dianin. In 4, Ponzano Cagno Autotrasporti con Alberto Antiga, Marco Martini, Cristiano Paronetto e Simone Vanin. In 5, Silca Ultralight Vittorio Veneto con Matteo Bonora, Andrea Fantin, Luca Favero e Mirko Turri. In 6, Trevis Atletica, Mirko De Montis, Andrea Berto, Simone Broccolo e Marco Trevisin Bisetto. Ci sono due tempi di accredito, 46,50 e 46,64 rispettivamente per Dolomiti Belluno e Trevis Atletica. Seconda serie, Anna Feltre, Dolomiti Belluno, Assindustria, Ponzano, Silca Ultralight, Trevis Atletica. La formazione dell'Assindustria mi sembra al comando. Assindustria, ma ora all'esterno va avanti Trevis Atletica. Trevis Atletica, Assindustria, quando si entra sul rettilineo finale, qualche problema di cambio dell'Assindustria, Trevis Atletica va a vincere davanti ad Anna Feltre, 43-23 il tempo della formazione del Trevis Atletica. No, chiedo scusa, Silca Ultralight, Vittorio Veneto. Silca Ultralight, Vittorio. Andiamo alla premiazione dei 3000 siepi maschili alla presenza di Cristian Zovico, presidente dell'Atletica Vicentina, che va ad ufficializzare questa premiazione. Al terzo posto, con il tempo di 9:30 e 29 per l'Atletica Vicentina, Alessio Morini. Secondo posto con 9:16 e 72 per la Biotecno Marcon, Luca Solone. E vince la gara con 9:02 e 35 per la Assindustria Sport Padova, Antonio Caravello. Questo è il podio dei 3000 siepi, mentre andiamo a presentare e chiamo per la premiazione le formazioni del Coin Venezia, Assindustria Padova e Atletica Vicentina per la premiazione della 4% donne. Andiamo a vedere la composizione dell'ultima serie della 4% uomini. In corsia 2, Atletica Nevi con Enrico Serato, Michelangelo Stefani, Giovanni Zampieri ed Elia Bottazzo. Notare il selfing sul podio
del presidente Cristian Zovico. Certo, vivo. In corsia 3 Biotecna Marcon con Paolo Galletta, Paolo Ziantoni, Alessandro Marcon e Federico Polo. In 4 Bentegodi Verona con Enrico Cino, Carlo Lorenzini, Enrico Sciuscio e Nicola Comencini. In 5 Coin Venezia con Matteo Modolese, Andrea Zanon, Lorenzo Berrati e Alessandro Serra. In 6 Atletica Vicentina con Mattia Crivellaro, Giacomo Cogo, Coffi Quartei e Damiano Raniero. Parte la terza ed ultima serie della 4% uomini. Io basso, Moschetto rampante. Parte la terza serie 4% uomini. Ha preso il testimone leggermente dietro al centro. Secondo dopo anche il terzo, l'ultimo Dai Damiano! Veloce in corsia 6. Lo sai, i primi due erano fatto la Dell'Atletica Vicentina, che Bentegodi si mette in luce in questa seconda frazione. Biotecna Marcon, la seconda formazione della Biotecna Marcon, che ora si è portata al comando. Biotecna Marcon, Biotecna Marcon e Bentegodi. Biotecna Marcon nettamente avanti, va a vincere. Biotecna Marcon 43-74, ancora un ottimo risultato nel 4% da parte dei veneziani. E rinnovo l'invito per le formazioni, le prime tre formazioni femminili, Coin Venezia, Assindustria Padova e Atletica Vicentina, nella zona del cerimoniale, per cortesia. Ancora poche gare al termine qui da Vicenza, abbiamo Ottavia Cestonaro che ha gareggiato pochi minuti fa nel triplo. Allora, come è andata oggi, come parte la tua stagione? Buonasera a tutti, oggi sono
molto soddisfatta comunque di come è andata la gara e ho fatto gli ostacoli per la società e ottenendo un buon tempo, insomma un po' al di sopra del mio personale, però siamo a inizio maggio, quindi va benissimo. E per quanto riguarda il triplo abbiamo fatto perché parlo comunque sempre io e l'allenatore, dei salti, 6 salti, 5 dei quali sopra i 13 metri, quindi un buon esordio. Abbiamo cambiato diverse cose in vista dei mondiali in America di quest'anno, stiamo lavorando con una rincorsa nuova e comunque siamo soddisfatti, era più un test e comunque il punteggio per la squadra è buono, quindi felice. Raccontaci della tua stagione, quella che vorrai che sarà. Allora, la stagione comunque ha come obiettivo primario appunto i mondiali Under 20 a Eugene in Oregon in America e tutta la preparazione è ovviamente centrata a quell'obiettivo, per quell'obiettivo. E nulla, adesso andiamo avanti appunto con queste gare, poi ci sono i campionati italiani a inizio giugno e lì cerchiamo comunque di arrivare il più pronti possibile e poi l'obiettivo appunto è quello importante, è quello lì e speriamo di arrivarci al massimo, appunto stiamo lavorando sui minimi particolari perché c'è sempre più bisogno di lavorare su quelli per saltare lontano. Ringraziamo e facciamo un in bocca al lupo ad Ottavia Cestonaro che è del Corpo Forestale e tra qualche minuto avremo anche il comandante regionale del Corpo Forestale Zovi, sempre qui in diretta da Vicenza. Della vittoria della sua formazione, Laura Strati, rinnovo l'invito per Laura. Manca solo Laura Strati. Eccola che sta arrivando, sta tentando di fare lo slalom tra il pubblico davanti alla tribuna. Laura, puoi anche saltare la ringhiera, forse Laura, tu sei una saltatrice. Ed eccoci per chiudere il capitolo Ottavia Cestonaro, ma soprattutto in chiusura di questa diretta da Vicenza con Daniele Zovi, che è il comandante regionale del Corpo Forestale. Ottavia Cestonaro, ma non solo, tanti atleti che danno anche grossa visibilità al Corpo Forestale. Sì, noi abbiamo molti atleti in molte discipline, dalla box al nuoto, allo sci e all'atletica appunto. Diamo la possibilità a questi giovani di esprimere al massimo la loro potenzialità, inserendoli nel nostro corpo forestale e quindi garantendo loro un futuro. E come riescono a conciliare l'attività professionale con quella sportiva che spesso diventa anche quella professionale? Guardi, non si concilia. Se uno fa sport a questi livelli deve fare solo questo e noi consentiamo, tutti i corpi di polizia, ma io direi in tutto il mondo, permettiamo all'atleta di concentrarsi e di fare l'atleta, però appena l'atleta smette questo va in servizio. Devo osservare, per esempio nel Veneto, gli ex atleti sono degli ottimi forestali. Questa è sicuramente una buona notizia per i corpi che danno la possibilità agli atleti di gareggiare. Grazie al comandante Zovi, andiamoci a vedere allora le ultime gare di questo lungo pomeriggio di Vicenza. Francesca Scappin e Beatrice Fiorese.